Casugana è la più importante riqualificazione delle mura di Treviso dal Cinquecento ad oggi. Presentato il progetto che cambierà il loro volto, primo passo per la candidatura della cinta muraria a patrimonio UNESCO. Mentre si attende il ritorno in Italia della salma di Nicoleta, l'infermiera uccisa in Spagna dal compagno, nella Marche i dati delle violenze sulle donne mostrano una crescita esponenziale, raddoppiate in un anno le richieste di aiuto. Commozione nella chiesa di Guarda a Montebelluna per i funerali di Sofia, la piccola di appena 4 mesi morta domenica dopo un malore in culla. Da domani e fino a sabato allerta meteo, l'arrivo di temporali che potrebbero avere forte intensità, abbondante la pioggia attesa. Operazione dei carabinieri contro le rapine nelle sale slot, 4 provvedimenti cautelari, colpi nel Padovano, gli indagati sono trevigiani di origine Sinti. Giornata mondiale dell'Alzheimer, 14.000 malati in provincia di Treviso, il dato preoccupante è il numero sempre maggiore di under 65 colpiti dal morbo. Scattato alle 12 il messaggio test della Protezione Civile che avvisa la popolazione in caso di calamità naturale o incidenti industriali, ma non a tutti i cellulari è arrivata la notifica. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso apre con quello che Casugana definisce il più grande progetto di riqualificazione e valorizzazione delle mura di Treviso dal Cinquecento ad oggi. Un intervento da quasi 7 milioni di euro finanziato con i fondi del PNRR che permetterà, una volta ultimato, di realizzare un vero e proprio museo all'aria aperta. Oggi la presentazione. Dove vogliamo arrivare? Partiamo dalla rigenerazione per arrivare alla candidatura al patrimonio dell'UNESCO delle nostre mura, che unite al sistema di difesa idraulico di Fragiocondo rappresentano un unicum mondiale di cui dobbiamo essere tutti orgogliosi. È un progetto articolato ed ambizioso quello presentato dall'amministrazione comunale per la riqualificazione delle mura di Treviso, con un master plan che prevede tutti gli interventi sull'anello complessivo della cinta muraria cittadina ed un progetto esecutivo da quasi 7 milioni di euro finanziati dal PNRR. I lavori partiranno in autunno e dureranno 527 giorni ed interesseranno in questa prima fase le mura est e nord, quelle più degradate. Pulizia, consolidamento, ma anche un percorso golenale, gli accessi all'acqua e tutta una serie di opere sulle mura che le renderanno più fruibili nell'ottica della conoscenza storica e della realizzazione di un vero e proprio museo all'aperto con percorsi tematici. Tutto ciò porterà anche una riqualificazione con importanti cambiamenti sulle aree a ridosso delle mura, ora parcheggi asfaltati come Piazzale Burchiellati ed il patinodromo. Ogni quadrante che confina e tocca le mura deve essere ovviamente concepito in modo adeguato e in modo armonioso con quello che è il valore storico delle mura. Ci sono davvero tanti temi attorno alle mura, dalla depavimentazione di questi grandi lastricati asfaltati che sono i parcheggi, mantenendo sempre l'anima a parcheggio, ma magari un parcheggio più verde come potrebbe essere quello di Piazzale Burchiellati. Passerelle, un nuovo percorso ciclopedonale, tabelle informative. Nel prossimo servizio l'assessore ai lavori pubblici Sandro Zampese entra nei dettagli di questo progetto. È l'intervento più importante che sia stato fatto come recupero delle mura dal 1500 ad oggi. Lo dice con orgoglio l'assessore ai lavori pubblici Zampese, presentando nel dettaglio gli interventi di riqualificazione delle mura di Treviso, che cambieranno, recuperandolo, l'aspetto di una delle opere più belle e amate della città. Andremo a valorizzare il percorso golenale in modo da far fruire ai cittadini le mura anche da fuori, dall'esterno. Passerelle pedonali che consentiranno di percorrere l'intera cerchia muraria dall'esterno oltre che da sopra e che andranno a creare una nuova suggestiva passeggiata sulla storia della città ed alcuni degli scorci più suggestivi. Più avanti poi faremo anche il percorso, valorizzeremo i percorsi ipogeo, quindi dentro le mura e apogeo sui bastioni. Andremo a fare le calate all'acqua, ripristinarle, andremo a fare le tracce a terra delle mura proprio per far percepire che le mura prima del 1850 avevano solo 3 porte, fra Giocondo e poi Bartolomeo d'Alviano avevano ridotto la città in fortezza e poi nell'800 sono stati aperti i varchi. L'intero progetto vuol far emergere il valore del geniale sistema idraulico di allagamento esterno ideato nel Cinquecento da Fra Giocondo. È stato un grande inventore, è stato un grande scienziato, un grande umanista, un grande artista.
ha fatto il ponte Notre Dame a Parigi, ha continuato la fabbrica di San Pietro quando Bramante è morto assieme a Raffaello. Raffaello lo chiamava maestro e nel taglio delle acque era insuperabile in tutta Europa. Restiamo a Treviso, ma torniamo alla cronaca nel giorno peraltro in cui, se avete seguito il telegiornale del Veneto, abbiamo raccontato purtroppo di un altro femminicidio, la 56enne romena che è stata strangolata dal compagno marocchino a Tombolo. Abbiamo appunto parlato nel telegiornale del Veneto. C'è attesa per il rientro della salma dalla Spagna di Nicoleta, la 51enne romena che è stata massacrata dal compagno in Spagna dove si era trasferita, l'ex infermiera del San Camillo di Treviso, l'abbiamo raccontato ieri. C'è attesa, non è facile riuscire a capire cosa sta accadendo in Spagna. Del caso si sta interessando anche il deputato del PD, Piero Fassino. Alla Comas di Castagnole, azienda in cui da dicembre lavora Emanuel, l'unico figlio di Nicoletta Buliga, l'infermiera 51enne massacrata dal compagno che aveva raggiunto a Castellón de la Playa, poi suicida, parlano di situazione estremamente delicata. Nessun'altra notizia trapela dall'azienda trevigiana che in queste ore sta mantenendo i contatti con il giovane. Difficile sì, perché della morte di Nicoletta l'ambasciata italiana non era ancora stata avvisata. La donna, seppur trevigiana d'adozione, è di nazionalità rumena. Questo sta rendendo molto più difficile la diffusione delle notizie sull'autopsia, sul corpo della donna che dovrà essere effettuata e sui tempi previsti per il rientro della salma. Ad intervenire, sollecitato proprio dal territorio, l'ex presidente della Commissione Esteri di Montecitorio, che è in contatto con l'ambasciata italiana in Spagna. Le autorità spagnole non avevano, di fronte a quella vicenda così tragica, non avevano informato le autorità diplomatiche italiane, forse hanno informato le autorità diplomatiche rumene. In ogni caso adesso ambasciata e consolato si stanno interessando al caso e allo Stato non ho ancora notizie nuove, speriamo che il loro intervento possa facilitare il trasferimento della salma in Italia. La solidarietà alla famiglia Lupo corre in queste ore sui social. Al post della sindaca di Castellón de la Playa: faccio appello a tutte le donne che sentono una situazione a rischio di denunciare. Si legge: oggi ha fatto seguito quello di Maria Tormo Casanna, sindaco di Almasora, città in cui Nicoletta aveva trovato da poco occupazione nella casa municipale per la terza età, Vicente Villar Moreira, che ha decretato 3 giorni di lutto cittadino. Nicoletta non può essere né un nome né un numero, si legge, di una tragica lista che come società non possiamo più accettare. E intanto nella Treviso, che ancora resta sotto shock per questa morte, soprattutto nella zona di Santa Maria del Rovere, come abbiamo raccontato ieri, c'è un dato preoccupante che emerge sulle richieste di aiuto delle donne da un anno all'altro. Sentite. Stiamo monitorando il dato che è emerso dal 2022 al 2023, ne abbiamo anche già parlato con la Regione del Veneto e ci stiamo confrontando noi all'interno della provincia. Solo nei primi 8 mesi del 2022 avevamo accolto in pronta accoglienza, quindi con una risposta immediata, 35 donne, quest'anno ne abbiamo già 70. Sono tante. Donne vittime di violenza, i dati di Treviso sono l'emblema di un fenomeno che allarma sempre più e che ha portato il Comune ad avviare una campagna di informazione e sensibilizzazione. Il progetto si chiama Stop Violence, una raccolta fondi che vede al centro un'opera dello street artist trevigiano Manuel Giacometti. Il ricavato verrà utilizzato per sostenere il centro antiviolenza ed informare le donne vittime di violenza. Una campagna che abbiamo voluto multilingue, in modo da poter arrivare davvero a tutte le donne, da diffondere attraverso tutta la rete, non solo del Comune di Treviso, perché la metteremo a disposizione dell'intera provincia. Il lavoro che si sta facendo contro la violenza di genere è tanto e su più fronti, ed i dati in crescita possono anche essere letti come una maggiore emersione del fenomeno. Noi non crediamo che ci sia un aggravamento, quanto un fatto invece positivo, da un lato, che le donne hanno più canali e effettivamente dicono basta e quindi segnalano, e i dati cominciano ad emergere. Tante e diverse le storie delle donne che si sono rivolte ai centri antiviolenza, molte accomunate da un'evoluzione comune.
La violenza, diciamo, non inizia subito da una violenza conclamata fisica, ma molto spesso viene diciamo, anticipata da tutta una serie di atteggiamenti, di comportamenti dell'uomo che vanno a limitare la capacità di movimento della donna e a isolarla. Quindi la violenza psicologica sicuramente è sempre presente in tutte queste situazioni. La violenza fisica arriva dopo e diciamo, il fattore di svolta che poi porta le donne a chiedere aiuto è sicuramente il tema della paura, per la propria incolumità e per l'incolumità soprattutto dei loro bambini. È stata una vicenda che ha scosso Montebelluna e soprattutto la comunità di Guarda di Montebelluna. Parliamo della piccola Sofia, aveva solo 4 mesi, è morta dopo un rigurgito, un malore in culla. Questa mattina il mesto addio in chiesa. Un cuscino di piccoli fiori bianchi sulla minuscola bara bianca della piccola Sofia Coccia. Grande invece il dolore dei genitori di origini albanesi, la mamma Pranvera, il papà Olsi, delle sorelle Aurelia e Isabella, dei parenti e di tutta la comunità di Guarda nel giorno dell'addio a questa bambina morta nella casa di via Tezzone a causa di un rigurgito in culla sabato scorso da appena 4 mesi. Dolore e tristezza che si leggevano nei volti fuori e dentro la chiesetta del quartiere. Sentimenti resi ancora più grevi dalla pioggia battente che ha fatto da cornice all'arrivo della piccola bara bianca, attesa da Monsignor Antonio Genovese, che ha officiato il breve rito di commiato. Non capiamo, non comprendiamo il perché. Il cuore resta così vuoto e la gola si chiude, la parola. Sappiamo solo nella fede che Sofia era un angelo ed è vicina al Signore. Ed è stata un dono breve nel tempo, appena 4 mesi, ma un dono grande, un dono che ha portato gioia nella vostra famiglia, nella vostra vita, gioia della bellezza della vita, di una vita nuova. Un dolore che non deve lasciare indifferenti, ha continuato l'officiante, visibilmente emozionato, per un fiore appena sbocciato e già mietuto dalla tragica fatalità della morte e che per questo incide ancora più profondamente sui nostri cuori. Preghiamo allora non solo per lei che non ha bisogno, Sofia, è già in cielo. Preghiamo per suo papà e sua mamma e per tutti voi. Al termine della cerimonia, mentre la piccola bara si accingeva verso il cimitero, l'ultimo saluto è arrivato dai tanti palloncini bianchi volati verso il cielo, a ricordare la piccola Sofia e la sua vita, durata appena 120 giorni. Parliamo del maltempo, c'è un'allerta regionale meteo in tutto il Veneto e anche nella Marca per le prossime ore, soprattutto da domani e fino a sabato. Tempo instabile e perturbato con precipitazioni più diffuse e consistenti nelle zone centro-settentrionali dove saranno possibili quantitativi localmente abbondanti. La fase più intensa è prevista tra la mattina e l'inizio serata, anche con rovesci e temporali che localmente potranno risultare intensi, specie per forti rovesci. Sulla base delle previsioni meteo, il centro funzionale decentrato della Protezione Civile regionale ha comunicato che per criticità idrogeologica per temporali è stata dichiarata la fase operativa di attenzione, cioè la fase gialla, dalla mezzanotte di venerdì 22 settembre alla mezzanotte di sabato 23 settembre in tutti i bacini idrografici del Veneto e quindi anche della Marca. Torniamo a parlare della politica, torniamo a parlare dei sindaci. Domani la seguiremo a Verona, domani ci sono gli stati generali dei comuni del Veneto, dei sindaci del Veneto. A guidarli sarà ovviamente il sindaco di Treviso, presidente di ANCI Veneto Mario Conte. Tanti temi sul piatto, ma ce n'è uno che è molto caldo, chiamiamolo così, e cioè il tema dei migranti, il tema del CPR, il centro per il recupero per i migranti, che dovrà appunto essere realizzato in Veneto per rimpatriare i migranti, e non si capisce dove dovrà essere realizzato, e c'è di fronte alla decisione del governo la ferma posizione del sindaco di Treviso. Io contesto le modalità, perché le imposizioni non vanno bene, anche perché, ripeto, poi i disagi dei territori e le tensioni sociali nei territori se le devono subire i sindaci. Quindi se un CPR deve essere realizzato in Veneto, io pretendo che ci sia un confronto tra sindaci, regione e governo. Non accettiamo imposizioni, perché diversamente significa che il ruolo del sindaco viene valorizzato soltanto nei casi di estrema emergenza.
Basta trattare i primi cittadini come l'ultima ruota del carro o considerarli soltanto quando ce n'è bisogno. Alla vigilia degli stati generali dei comuni veneti, il messaggio del numero 1 di ANCI sembra essere questo, chiaro e forte, in direzione Roma. A Verona i sindaci pronti a confrontarsi sui temi caldi per il futuro del territorio. Ci sono i tagli dei fondi del PNRR da discutere, ma soprattutto c'è lo spettro di quel centro per i rimpatri dei migranti che il governo vuole creare anche in Veneto. E qui non c'è appartenenza politica che tenga. Dove realizzarlo? Come? Anche il coordinatore veneto di Fratelli d'Italia, il senatore Luca De Carlo, nei giorni scorsi ha auspicato che Bagnoli e Cona stiano fuori da ogni scelta. Conte ci aggiunge anche la sua città. Io pretendo invece che le città che già stanno dando tanto da un punto di vista dell'accoglienza siano a priori escluse da questa ricerca, perché se no significa accanirsi su dei territori, su delle comunità in modo assolutamente ingiustificato. Tutto questo mentre il protocollo regionale sull'accoglienza diffusa resta per ora lettera morta, spingendo il sindaco di Treviso a un ultimo appello. E il desiderio di affrontare un'emergenza umanitaria con responsabilità, serietà e anche un po' di umanità. Torniamo alla cronaca. La cronaca giudiziaria si è svolta oggi a Treviso l'udienza preliminare a carico di un ex carabiniere in servizio a Castelfranco e di altre 7 persone, tra cui un investigatore privato di Montebelluna e un agente della Polizia Municipale, accusati di vario titolo di corruzione, abuso d'ufficio, rivelazione e utilizzo di segreti d'ufficio, peculato, falso ideologico ed esercizio abusivo della professione. Dall'indagine è emersa l'esistenza di una rete per lo scambio di favori e informazioni riservate facenti parte della banca dati delle forze dell'ordine. L'inchiesta sarebbe nata da intercettazioni telefoniche condotte nell'ambito di una precedente attività di indagine nella quale erano coinvolti ancora ex carabinieri accusati di ricattare piccoli imprenditori stranieri. L'udienza è stata rinviata al prossimo gennaio. E sempre i carabinieri, ma questa volta un'operazione dei carabinieri nel Padovano per sgominare una banda specializzata nell'assalto alle sale slot, una banda quasi interamente trevigiana. Le indagini sono partite nel luglio del 2022 dopo una serie di rapine nelle sale slot e si sono concluse ora con misure cautelari per 4 persone. I colpi a segno tra Padova, Alta Padovana e Treviso. Gli arrestati tutti italiani di origine sinti, residenti nella Marca, tra Paese, Istrana e Vedelago. Le indagini prendono il via dopo 2 rapine a sale slot di Curtarolo e San Martino di Lupari, Alta Padovana. Pochi giorni dopo viene ritrovata dai carabinieri un'auto rubata e data alle fiamme a San Zenone degli Ezzelini. Gli accertamenti e le attività del nucleo operativo di Cittadella e delle stazioni territorialmente competenti hanno portato a individuare un sodalizio criminale dedito alle rapine. Infatti ne riusciamo a contestare altre 2 avvenute poi successivamente. Intanto vanno a segno altri 2 colpi con modalità simili nel Veronese e a Rubano. Durante le complesse indagini tecniche i carabinieri si imbattono a Verona in un'auto che fugge a tutta velocità causando incidenti e un ferito. Nel corso dell'indagine è stato anche appurato che erano dediti alla commissione di altri reati contro il patrimonio, furti su autovetture, indebito utilizzo di carte di credito, nonché di furti di gasolio. L'attività tecnica ha permesso insomma di collezionare una serie di elementi fortemente indizianti e precisi, per cui insomma tramite la Procura della Repubblica di Padova con il dottor Roberti siamo riusciti ad avere l'emissione di queste misure cautelari. Infine i provvedimenti della Repubblica di Padova, già in carcere per altre vicende un 35enne di Paese, agli arresti domiciliari un 44enne di Strana e un 34enne di Vedelago e obbligo di dimora per un 34enne di Vedelago. Sono tutti italiani di origini sinti, vivono in case o roulotte nei campi nomadi e ogni rapina avrebbe fruttato di media 5-6 mila euro. Il tema della sicurezza ci porta a Montebelluna, dove il sindaco Bordin sta monitorando personalmente e quotidianamente i punti più caldi della città. Lo abbiamo incontrato anche per sapere le ultime notizie, le ultime iniziative, soprattutto contro i furti natalizi. Specialmente si verifica durante il periodo invernale, sotto Natale. Ci sono furti a raffica, senti parlare di furti in ogni dove. Questa è la situazione al Mercato Vecchio di Montebelluna, secondo l'osservatorio dell'unico locale pubblico sopravvissuto in zona. Che la situazione si ripeta oramai da anni è evidente, ma la decisione del sindaco Adalberto Bordin è orientata più alla prevenzione che alla cura. Lo incontriamo più giù in pianura, mentre sta facendo il quotidiano sopralluogo della città. E qui ci conferma la decisione di intervenire con il posizionamento di altre, visto che una l'abbiamo già notata, 5 telecamere. Qualche mese fa siamo stati con il presidente del comitato civico e il comandante della polizia locale a fare un sopralluogo
luogo per definire alcuni punti dove installare determinate telecamere per un totale di circa 40.000 euro. Perché questo? Mercato Vecchio si trova sul cucuzzolo di un colle, per cui poi le vie di uscita potrebbero anche, per fare un esempio, essere i boschi, però abbiamo voluto mettere le telecamere sulle strade principali proprio per riuscire sicuramente a disincentivare i furti nel quartiere. E visto che si trovava dove 15 giorni fa c'è stata la rapina con aggressione nel supermercato, il sindaco puntualizza con i cittadini che chiedono più controlli nel parco dove stazionava il balordo protagonista del fatto di cronaca. I controlli al Parco Manin sono di carattere quotidiano sia da parte della polizia locale che dei carabinieri. Ricordo che quando è accaduto il fatto di cronaca i carabinieri sono arrivati veramente dopo pochi secondi e assieme alla polizia locale che, tanto per cambiare, stava proprio pattugliando Parco Manin. Parco Manin che è stato riqualificato dall'amministrazione precedente, lo ricordiamo, con il recupero della barchessa e della barchessina, ed è un continuo susseguirsi di manifestazioni perché siamo convinti che dove la gente per bene si riappropria dei propri spazi, la gente meno per bene non debba più rimanere. E adesso non parliamo di sicurezza contro i furti, ma di sicurezza contro le calamità naturali, gli incidenti industriali. Insomma, oggi alle 12, lo abbiamo anche raccontato in diretta con la nostra Anna De Roberto, è scattato il messaggio, la notifica del test Alert It della Protezione Civile. Vediamo com'è andata e non a tutti, peraltro, è arrivata questa notifica. C'è chi ha guardato con stupore il telefono, chi invece senza battere ciglio si è limitato a leggere il messaggio. Come preannunciato da giorni alle 12 in punto, tutti i telefoni cellulari del Veneto si sono messi a squillare con un particolare suono penetrante per avere ricevuto il messaggio test di T-Alert. Questo è un messaggio di test del sistema di allarme pubblico italiano. Una volta operativo ti avviserà in caso di grave emergenza. Grazie a questo messaggio promosso dal Dipartimento della Protezione Civile, tutta la popolazione presente nel territorio sarà avvisata nei casi di gravi emergenze o catastrofi imminenti in corso. Beh, io mi sono spaventata sinceramente. Comunque interessante, dai, speriamo che serva a qualcosa se non altro. Per me è stata una sorpresa, sì, mi sono spaventata anche. Poi ho capito perché ho sentito parlare in questi giorni che appunto stavano facendo questi test, quindi però non sapevo che oggi toccava a noi. Gli obiettivi di questa attività sono far conoscere il nuovo sistema alle persone che potrebbero essere coinvolte in situazioni di emergenza quando da oggi in poi IT Alert sarà operativo. Sì, lo sapevamo. Sì, io ho un numero tedesco ed è arrivato anche su quello tedesco e anche su quello italiano. Un servizio utile, così quando arriva uno sa cosa sta succedendo, è informato, si attacca alle cellule, quindi indipendentemente da dove è residente, da che tipo di cellulare ha, anche estero, se si trova in un luogo sa cosa sta succedendo in quel luogo. L'ho trovato un messaggio utile. Credo che in futuro potrebbe, insomma, quando se ci dovesse mai essere una necessità, salvare molte vite. Il messaggio però non è arrivato proprio a tutti. È arrivato il messaggio di allerta? No. Il messaggio di allerta non è arrivato? No. Nulla di preoccupante, chi non ha ricevuto il messaggio ma vorrà implementare il servizio dovrà solo comunicarlo tramite questionario nel sito di IT Alert. Pochi istanti di pubblicità, poi con il nostro Lucio Zanato andremo a Riese Pio X, torneremo a parlare di Papa Pio X. Rieccoci in diretta, il telegiornale di Treviso, subito dal nostro Lucio Zanato che vedo in compagnia del sindaco di Riese. Perché ti trovi a Riese questa sera, Lucio? Buonasera Nicola, buonasera ai telespettatori di Antenna 3. Mi trovo a Riese perché oggi ci sono stati ben due appuntamenti importanti, ovvero l'inaugurazione del parco, del percorso della poesia religiosa e soprattutto l'inaugurazione del restauro, del rinnovo della casa e del museo dedicato a Pio X. Esatto, questo è il momento più importante da un punto di vista strutturale. Abbiamo completamente restaurato la casa natale di Pio X e il museo annesso, e quindi
quindi ed è pronto ad ospitare l'arrivo di Papa Pio X il 7 ottobre, si fermerà proprio qui davanti al suo arrivo. Mentre il percorso della poesia è un progetto che è partito già da 6-7 anni, questa volta l'abbiamo dedicato appunto alla poesia religiosa, che grazie alla collaborazione con la città di Campo San Piero e al loro concorso biennale, che è uno dei più importanti in Italia, quindi c'è un bel percorso che si snoda nel nostro parco cittadino con delle poesie molto belle, anche molto spirituali. Ecco, allora ripercorriamo questo pomeriggio nel servizio che abbiamo preparato per voi. Un percorso tra fede e poesia. Questo è l'itinerario che da oggi ognuno di noi può percorrere all'interno del Parco Zanzotto a Riese. 14 punti di questo percorso suddiviso in 12 leggie e 2 postazioni dove soffermarsi negli scritti di 5 autori tratti dall'antologia di poesie religiose, frutto del concorso letterario ideato dal comune di Campo San Piero. Un itinerario tra fede e cultura e natura, ispirato all'opera di Padre Turoldo, che anche oggi nel corso della cerimonia di inaugurazione è stato indicato come testimone di quella fede scandita dalle parole del cuore. Le stesse richiamate dal vescovo di Treviso, Monsignor Michele Tomasi, per la riapertura della Casa Museo di Papa Sarto, pontefice trevigiano carico di quell'umiltà e concretezza che l'ha condotto dall'altare parrocchiale fino a San Pietro. Un percorso scandito nelle teche del museo che immerge il visitatore nella straordinaria vita terrena di Pio X, contornata da quell'atmosfera che solo il passaggio tra le stanze di Casa Sarto riesce a creare. Un riallestimento che ha completamente trasformato il complesso della Casa Pio X, il museo e Casa Maggion che accoglie il bookshop e la sede della fondazione, e è stato un intervento rispettoso dell'esistente e che intende raccontare la figura di Pio X attraverso gli spazi e gli oggetti a lui appartenuti. Un viaggio nella vita e nella fede di Giuseppe Sarto, nel segno del ricordo che tocca il cuore. Ricordare significa rimettere nel cuore ciò che abbiamo vissuto e ciò che hanno vissuto quelli prima di noi, ed è l'unico modo per andare verso il futuro, verso la speranza e avere delle radici da ricordare. E qui in questa casa, che è la casa di un papa, di un santo, e nasce qui. Le grandi persone non sono grandi perché vivono in palazzi grandi, ma perché hanno una grandezza dentro che è l'amore e che lo vivono senza condizioni. Ecco, questo dunque la riflessione del vescovo Monsignor Michele Tomasi, che poi ha celebrato la Santa Messa qui, dove da qualche istante è venuto via il sindaco. Sindaco, grandi appuntamenti in continuo, i prossimi aspettando l'arrivo di Pio X. Il prossimo sarà domenica 24, proprio qui nel giardino della Casa Natale restaurata, con la prima volta per noi all'interno del Festival Viaggiatore, con una tappa sui cammini spirituali. Poi mercoledì 27, sempre nel giardino della Casa Natale, un appuntamento su Francesco Sartor, lo scultore di Pio X. Il sabato 30 settembre avremo un appuntamento insieme al CAI di Castelfranco sulle orme del Patriarca Sarto. Partiremo da Campo Croce per andare su a Cima Grappa, e domenica 1 ottobre saremo al Treviso Comic Book Festival con la presentazione del fumetto che abbiamo realizzato su Pio X. Insomma, tutti appuntamenti che però sono aperti a tutti i nostri telespettatori. Assolutamente, lo trovate tutti sul sito papapiodecimo.it, scritto con la X, e ce ne sono anche molti altri, quindi vi aspettiamo dal 7 al 15 qui a Riese. Grazie al sindaco, se non hai domande ti restituisco la linea. Grazie Lucio, grazie al sindaco Guidolin. Parliamo adesso della giornata mondiale dell'Alzheimer. I dati restano preoccupanti nella Marca. La malattia di Alzheimer è la forma di demenza più diffusa, in questi ultimi anni addirittura in forte aumento, conseguenza principale dell'aumento dell'età media di vita, anche se è stato stimato un incremento di casi nella popolazione sotto i 65 anni di età. In Veneto ci sono circa 65.000 persone affette da demenza, in provincia di Treviso il numero passa a 14.000 e si calcola che a Treviso siano circa 1.300 persone. Il dato preoccupante è che la demenza sta colpendo anche gli under 65 e si calcola che in Veneto siano circa 2.600 persone
che sono già colpiti in giovane età. Si tratta di dati sottostimati perché per alcune persone è impossibile accedere alle cure o perché i sintomi si sviluppano tardivamente. È per questo che ISRA ha promosso una serie di laboratori di sensibilizzazione su tale tematica, oltre che di assistenza per le famiglie dei malati affetti di Alzheimer, anche a domicilio. Vengono realizzate da ISRA delle attività che agiscono nelle case. Pensate che dal 1° gennaio abbiamo effettuato 1370 visite domiciliari alle famiglie che si prendono cura di una persona con demenza a casa. Queste attività nascono per aiutare i malati a migliorare memoria e attenzione, riducendo i livelli di cortisolo, l'ormone dello stress legato ai disturbi cognitivi. Questi laboratori, attraverso la visione e il commento delle opere d'arte contenute nei musei cittadini, aiutano il malato e hanno dimostrato di essere efficaci dal punto di vista scientifico. La musica adesso, la chitarra protagonista da domani al 3 ottobre tra Treviso, Mestre e Venezia. Il Museo di Santa Caterina Treviso, l'Auditorium del Centro Candiali di Mestre e la splendida cornice del Teatro La Fenice di Venezia sono i palcoscenici che accoglieranno i musicisti protagonisti della 21ª edizione del Festival chitarristico delle due città. Unico in Italia per le sue peculiarità, l'appuntamento musicale vedrà esibirsi artisti che con le loro composizioni rinnovano le rispettive tradizioni culturali dei paesi d'appartenenza, quello che viene chiamato New Classic World. Degli artisti che hanno caratterizzato attraverso la loro carriera di musicisti classici un'identità diversa legata alle proprie radici, quindi per esempio il fado portoghese, la musica spagnola, il latin jazz, il tango e così via. Dopo 16 anni vissuti tra Treviso e Roma, nel 2019 la svolta con l'asse Treviso-Venezia. Teniamo molto a un allargamento metropolitano tra la città di Treviso e quella di Mestre e naturalmente Venezia, che determina in qualche maniera un allargamento anche culturale. Il festival inizierà a Treviso il 22 settembre per poi proseguire fino al 3 ottobre nel Veneziano, dando così una continuità dopo 21 anni ad una kermesse chitarristica tra le più importanti al mondo. Una scommessa vinta 21 anni fa da parte dell'amministrazione, ma soprattutto da parte di chi decise di voler caratterizzare Treviso sotto il profilo musicale, sotto il profilo della musica classica e della musica della chitarra. Adesso andiamo nel Bellunese. In primo piano il caso della pista da bob di Cortina, l'asta deserta per la realizzazione di quest'opera, l'opera simbolo delle Olimpiadi 2026 Milano-Cortina che si allontana. Le polemiche sono tante e diventano oggetto anche di una interrogazione parlamentare. In questi giorni presenterò un'interrogazione ben precisa al Ministro su questo tema per capire cosa voglia fare il Governo, cosa voglia fare la Fondazione Milano-Cortina. La pista da bob che nessuno vuole realizzare, costi troppo alti, temono gli imprenditori, manutenzione impegnativa. E così il Partito Democratico del Veneto annuncia, dopo la notizia dell'asta andata deserta, che presenterà una nuova interrogazione che segue quella già depositata sul villaggio olimpico. Usare l'ex villaggio Eni di Borca di Cadore riqualificato senza danni all'ambiente, senza esborsi economici clamorosi, la proposta di Martella al governo, mentre sulla realizzazione del villaggio nella piana di Campo di Sotto aveva promesso battaglia in regione il consigliere Andrea Zanoni. Contro la pista da bob, opera simbolo delle Olimpiadi in Veneto, Luana Zanella, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera, promette battaglia. Se non ci sarà uno stop, annuncia, chiederemo l'intervento dell'ANAC per la verifica della sussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'articolo 32 della direttiva sugli appalti, quello che prevede la procedura negoziata senza gara. La pista da bob è diventata l'esempio dell'ingordigia politica, continua Zanella, di voler spendere milioni di soldi pubblici per opere usa e getta e non per servizi ai cittadini. Abbiamo sempre detto che doveva essere all'insegna anche della sostenibilità ambientale, cioè si dovevano fare delle opere, ma queste opere dovevano servire per migliorare l'ambiente, si doveva intervenire sulle strade e sulle infrastrutture, ma queste dovevano essere fatte e devono essere fatte in un contesto che consenti il miglioramento della vita dei cittadini anche negli anni successivi. E proprio il Territorio domenica, con le associazioni ambientaliste in testa, protesterà contro l'opera. L'appuntamento è alle 10:30 in Piazza di Bona.
Lo diceva Anna De Roberto nel servizio. Domenica la manifestazione per dire no alla realizzazione della pista da bob progettata per Olimpiadi Invernali 2026 affinché i 120 milioni previsti siano utilizzati per sostenere la montagna e chi ci abita con politiche sociali, sanitarie, abitative e servizi. La manifestazione, che avrà inizio alle 10:30 in piazza di Bona, proseguirà con un corteo in direzione pista da bob per poi concludersi presso l'anfiteatro del Parco Giochi Comunale con le dichiarazioni delle associazioni sostenitrici. Altro tema caldo, quello dell'immigrazione, dei migranti. C'è stato un vertice in prefettura. Il segretario provinciale della Lega, Andrea De Bernardin, ribadisce su questo tema i sindaci hanno la libertà, devono avere la libertà di dire di no. Immigrati. L'incontro convocato e voluto dal prefetto Mariano Savastano ha riportato sul tavolo dei sindaci la necessità di trovare strutture pronte ad accogliere i migranti in arrivo sul territorio. Una questione che trova il segretario bellunese della Lega, nonché sindaco di Roccapietore, fermo sulla posizione già espressa a più riprese: la rivendicazione da parte dei sindaci del diritto di non accogliere qualora non si abbiano le strutture e il personale adeguato a rispondere all'emergenza. Il prefetto ha convocato i sindaci come sta facendo da tempo e credo che lui stia facendo il suo lavoro, nel senso che sta cercando quella condivisione per trovare posti per i migranti. C'è chi ha accolto, c'è chi ha deciso che la sua struttura, la possibilità del comune e la voglia di farlo era tale per cui hanno deciso di accogliere 1, 2, 3, 4, 5, 6, quante persone potevano accogliere. Ma tanti comuni hanno deciso di non farlo proprio perché magari non hanno nemmeno la struttura per poterlo fare, e questo secondo me è lecito, è democratico e ogni sindaco può scegliere a seconda delle proprie possibilità. De Bernardin si considera quindi coerente alla sua posizione e si dispiace che da parte di quella che lui definisce certa parte politica e certi sindaci queste parole vengano travisate. Ma questo non è il vero problema lo aveva toccato l'ex ministro dell'Interno Salvini, cercando di dare quel segnale opportuno che in Italia non era così facile sbarcare perché il problema sta diventando assolutamente incontrollato. Ci sta arrivando una ondata migratoria che il Paese non riuscirà a sopportare per tutta una serie di motivi, e quindi io credo che è lì che bisogna mettere l'accento, ma non con col mettere sotto processo un ministro dell'Interno per aver fatto, secondo me, il bene del proprio Paese. Entro metà della prossima settimana verrà concluso l'intervento sul passo Tre Croci, resosi necessario per i rischi idrogeologici. Si tratta di un'opera a monte della strada lunga 120 metri, altra circa 4, mentre mancano ancora alcune lavorazioni per il convogliamento e la dispersione delle acque meteoriche attraverso una scogliera che avrà lo scopo di evitare ulteriori fenomeni di erosione. 320.000 euro la somma investita. La regionale 48 infatti era stata interessata a fine agosto, lo ricorderete, dalla colata detritica che aveva causato la chiusura precauzionale della viabilità e anche dell'albergo e delle abitazioni sottostanti. La tradizione nei nomi dei luoghi, parliamo della toponomastica che diventa protagonista di una 3 giorni di studi. 3 giorni di convegno sulla toponomastica alpina per studiare e valorizzare il territorio della montagna bellunese. Si svolgeranno il 28 e 29 settembre a Palazzo Poli de Pol, sede del municipio di San Pietro di Cadore. Il terzo giorno presso il Museo Etnografico Dolomiti di Serravella di Cesio Maggiore. Un simposio organizzato dalla provincia di Belluno grazie a finanziamenti regionali. La toponomastica ricongiunge i territori, fa capire come la stessa nozione, lo stesso punto di partenza dell'individuazione di un luogo è sposato in tutti quanti i diversi ambiti alpini. Se lo si ritrova in tantissime aree, è stato detto anche prima con la presentazione, in tantissime aree che vanno dalla zona del Tirolo, scendendo per la Carinzia, arrivando nel nostro Veneto, ma anche nel Friuli. Da Campedel a Rite, da Farra a Carpenada, da Nogher a Cividal, tanti nomi che magari fanno parte della consuetudine dei più,
ma che hanno tutti una ragione e una storia, un po' ovunque, ma soprattutto perché il ladino lo vive prima da sindaco di Cibiana che da consigliere delegato alle minoranze linguistiche. Il Zubianotto, così come lo chiamiamo noi, ovvero il ladino che si è preservato grazie alle caratteristiche di isolamento di questo abitato che fino al 1912 non aveva neanche una strada carrozzabile, rappresenta oggi di fatto una vera e propria identità. È tutto per questa edizione, vi lascio al meteo, grazie per averci seguito, arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia. Laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Benvenuti al meteo. Previsioni per venerdì 22 settembre. Sul Veneto tempo perturbato con cielo molto nuvoloso soprattutto in montagna e sulla pianura centro-settentrionale. Possibili schiarite durante la giornata lungo la costa. In aumento la probabilità di precipitazioni. Temperature prevalentemente in calo. Minime tra i 16 e i 20 gradi, massime comprese tra i 22 e i 26 gradi. Sul Friuli Venezia Giulia cielo in prevalenza nuvoloso con rovesci sparsi durante tutto l'arco della giornata. Attese abbondanti piogge con probabilità di locali temporali anche di forte intensità. Temperature minime comprese tra i 18 e i 21 gradi, massime tra i 21 e i 27 gradi. Sul Trentino Alto Adige la giornata sarà caratterizzata da cielo coperto con precipitazioni diffuse. Temperature minime tra i 16 e i 18 gradi, massime intorno ai 20-21 gradi. Dal meteo è tutto, arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia. Laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura.